Pronti? 1, 2, 3. Buono stavolta il segnale. Ha preso ottima partenza Oro FKS con Sandro Miraglia e si installa al comando davanti a Regensburg, all'esterno Umimma che non trova posto perché se erano sotto gli altri. In terza posizione ci sembra Love Inside, tanto primi 200 metri con partenza da fermo in 15.3 con Oro FKS e Sandro Miraglia al comando su Regensburg. Love Inside. Poi vediamo Sarrunner in quarta posizione, mentre nella posizione peggiore è rimasta Umimma. Dalle retrovie cerca di avanzare Taiga Jet che prende la schiena dell'allievo di Loris Farolfi, poi vicino anche Boys Gone In, mentre fuori corsa Uranio MDM. Siamo ormai al paletto dei 600 metri, passato in 46,7 da parte dell'11 anni da uronometro. Oro FKS con Sandro Miraglia. Regensburg in seconda posizione, si gira Sandro Miraglia, vede che di fuori c'è Umimma, poi ora Taiga Jet avanza in terza ruota con Maurizio Cheli, il giro in 1-2-1. Ancora situazione sotto controllo per Oro FKS, Taiga Jet gli arriva ai fianchi, poi sempre Regensburg lì seconda la corda davanti a Love Inside, cerca di riorganizzarsi Umimma, ora coperta, poi Boys Going In, il chilometro va via in 1.17,5, secondo passaggio davanti alle tribune, fa sul serio Taiga Jet, attacca in maniera decisa e passa un giro dalla fine Taiga Jet, mossa importante di Maurizio Cheli che prende in velocità Oro FKS, poi Regensburg ancora con di fuori Umimma. Siamo a poco più di 600 metri dalla conclusione con Taiga Jet che ha dato un parziale veramente interessante, poi Oro FKS che è ancora tonico in seconda posizione su Regensburg che non ha ancora la destra libera, poi prova Boys Going a entrare in azione, ma Taiga Jet è veramente super e fa ancora un 14 secco di là, ha preso ottimo vantaggio Maurizio Cheli. Ora lo svedese di Gianvito D'Ambroso si pone al suo inseguimento, siamo a 250 metri dalla conclusione, comincia a dare qualche segno di cedimento di Taiga Jet, ma ancora ottimo vantaggio, retta d'arrivo Taiga Jet, ancora 100 metri da percorrere, Boing in seconda posizione, poi ancora il numero 5 di Umimma, ultimi 50 metri, Taiga Jet in vantaggio, ci prova Boys Gone In e sul palo, vicinissimi due. Terzo posto per Umimma davanti a Regensburg, da rivedere perché potrebbe anche aver vinto lo svedese di Gianvito D'Ambroso, ma l'arrivo è serratissimo. Vediamo il replay, Taiga Jet sembrava avere preso vantaggio importantissimo, si gira Maurizio Cheli, vede arrivare la sagoma di Boys Gone In, ultimi metri, ci prova convinto Gianvito D'Ambroso, vediamo sul palo perché i due sono vicinissimi. Boys Gone In appariglia quantomeno completamente l'avversaria e sul palo direi che la batte. Boys Gone In alla prima uscita italiana viene a vincere con Gianvito D'Ambroso. L'allievo di Emanuele Rossani e Niccolò Venturi vengono a vincere questa corsa del Super Frustino 2019 alla quota di 3,58. Rivediamo la retta d'arrivo, aveva fatto una gran mossa Maurizio Cheli, prendere il comando a un giro dalla fine, sembrava ormai avercela fatta con Taiga Jet, ma qui si gira, vede arrivare Boys Gone In e viene proprio beffato sul palo. Il terzo posto di un'ottima Umimma, autrice di grande corsa, tutta all'esterno, mentre al quarto è Regensburg con Giorgio Cassani. Quindi rivediamo ancora una volta la retta d'arrivo per apprezzare la vittoria di questo svedese, questo figlio di Going Kronos, che vince alla sua prima uscita italiana.